la preparazione a questa Olimpiade, 19ª Olimpiade del Messico 1968, voi avete fatto una preparazione atletica, diciamo preparazione invernale, che tipo di preparazione avete fatto? Non, cosa possiamo dire, una preparazione specifica vera e propria, una preparazione più accurata. Allora sta a curare prima di tutto la preparazione a terra. Che avevamo il professor Manzotti, veniva a Palestra Verdi, dopo siamo andati a palestra quella che è di fianco al mercato ortofrutticolo, che adesso è quasi abbandonata. Non so, le Stiore, sì. Le Stiore. Cosa facevate con questo percorso? D'inverno facevamo corsa a piedi, scatti, velocità, tutto quello che poteva essere. Interval training non esisteva, sto parlando di interval training, mi sembra. Ma interval training facevamo in determinati periodi perché si adoperava, era una forma nuova che veniva fuori dall'atletica leggera, ma facevamo interval training solo per fare atletica, non per in barca. In barca non facevamo preparazione di interval training. Quindi avete fatto questa preparazione? Lavoravamo sui 100 metri, su distanze lunghe a piedi, Questo era a terra. Sì. Poi la preparazione di Giovanni lui giustamente diceva che andavamo in palestra, li ho seguiti in preparazione. Siccome noi non avevamo una palestra, praticamente non avevamo una palestra particolare al dopo lavoro, non c'era, e ora l'unica palestra che c'era dopo lavoro era Palestra Verdi, che c'era l'allenatore di lotta greca romana Giovanni Granotto, e andavamo con lui a allenarsi gli altri giorni a settimana. Che tipo di preparazione faceva? Si faceva il lavoro che facevano gran parte dei lottatori. Lavoravamo coi piedi, lavoravamo sui lavori a terra, di quei lavori che possono succedere di potenziamento. Sì, in più lavoravamo con degli esercizi particolari di piedi sulla velocità. E sull'acqua invece cosa? Sull'acqua uscivamo pochissimo, uscivamo il sabato e la domenica e si lavorava fuori. E sull'acqua qui a Treviso avevate sempre il capo di Asino? Sì, avevamo Carlo Biasini, però non si poteva essere seguiti anche per lui, perché lui era una persona, diciamo, anziana o avanti con l'età, e la sua metodologia era quella di un certo tempo, quella un po' vecchia, si aggiornava con noi praticamente. E allora facevo fatica a starci dietro perché naturalmente noi altri sentivamo a destra e a sinistra quello che si faceva, mandati esercizi dai CONI, lui li leggeva, però dopo bisognava applicarli e si trovava un po' in imbarazzo. Ogni modo era una persona che ci seguiva. A quell'epoca non c'era il motoscafo, non c'era niente, perché ci seguiva dall'argine del fiume. C'era un allenatore federale allora specifico? No, non veniva nessuno. All'epoca non veniva nessuno. Quando andavamo a qualche raduno c'era l'allenatore federale. Quindi nessuno può dire questi sono stati i miei allievi? Sì, solo Biasin può dire una cosa del genere, perché siamo cresciuti con lui. Quindi il grande Biasin, mi ricordo che anche Salvo aveva una grande ammirazione. Certo, una persona della sua età che si dedicava a noi era quello che ci ha insegnato ad andare in barca. E poi è stato campione anche lui in gioventù. Sì. Mi sembra che abbiamo i campionati italiani Iole a 2 o Iole a 4. E cos'era questa Iole? È una barca da mare, una barca specifica molto larga che si adopera solo per fare determinate gare anulari. Con la quale voi, se non sbaglio, a Taormina nel 1964 avete vinto i campionati del mare. Avete vinto i campionati del mare, che è stata la prima. Il primo esploit, insomma. No, questo ne parleremo dopo eventualmente. Insomma, la preparazione è stata di questo tipo, una preparazione a terra, diciamo, atletica. In gran parte a terra. Atletica di potenziamento. Certo. E quando avete iniziato invece le prime selezioni per arrivare poi al Messico? Avete fatto le gare, immagino. A quell'epoca vigeva la tabella federale, chi faceva la tabella federale andava dei tempi che dovevamo fare per poter accedere ad andare alle Olimpiadi. Voi li avevate ampiamente superati questi ma non c'entrava gli anni prima, c'entrava l'anno che andavamo. Ogni modo, l'anno prima noi avevamo vinto gli europei, perciò eravamo già la barca di punto di riferimento. Quindi per voi è stato
spianata insomma l'ingresso? No, noi non è stata spianata perché quando ce l'hanno chiesto la tabella federale l'abbiamo fatta, però insomma. Dove avete raggiunto questo tempo della tabella? A Milano l'abbiamo fatta nella semifinale di un campionato italiano, perché ce l'hanno chiesta e io parlando col direttore tecnico ho detto ma posso farla che giorno voglio? Questo mi ha detto di sì, e quindi faccio domani, ho fatto la tabella. Poi ci hanno fatto fare un'altra, vinto il campionato italiano perché non erano contenti, ci hanno fatto fare un'altra, cosa si dice, prova handicap con tutte le barche che loro volevano portare alle Olimpiadi. E 2 sono state scartate, mi sembra il doppio senior e l'8 della Marina. Un 4 senza e 4 con è venuto alle Olimpiadi. Poi ecco. si è venuto un 2 senza e un singolo di riserva. Ecco, più 5 equipaggi. 5 barche. 5 barche. E Più- l'accompagnatore tecnico, l'allenatore che Era un certo Galli. Galli Pietro di Como. Vi trovavate, avevate un buon rapporto? Certo, anche perché non siamo gente di quelli che davano, certamente che eravamo abituati a allenarsi per i cavolacci nostri, è difficile che uno metta il naso se non hai fiducia, perciò dentro di te, se hai fiducia, questo può mettere il naso dentro l'equipaggio. E quindi con questa persona avete Certo, instaurato un rapporto? sì, era un certo. Bene. Allora, adesso mi racconti un po' di questo viaggio, la partenza, il viaggio fisico dell'aereo, diciamo. Allora, dove avete preso l'aereo? L'aereo l'abbiamo preso a Roma come tutti gli olimpionici che dovevano partire a quell'epoca. Chiaramente dall'Italia. E siamo partiti là. No, mi sembra che era la Lufthansa. Non mi ricordo se era la Lufthansa, credo di sì. Era un viaggio organizzato dai CONI con tutti gli atleti che dovevano, la prima parte degli atleti che dovevano andare alle Olimpiadi. Quindi eravate tutti atleti, non solo voi canottaggio? No, tutti noi, sì, non solo il canottaggio, c'era atletica, c'era altre persone, c'era anche la Magali Vettorazzo all'epoca, perciò. Era stata messa nelle Olimpiadi? Sì, è venuta a fare il salto in lungo alle Olimpiadi. Bene, La trovi, guarda negli annali, trovi il libro dei Garati, lo trovi. No, infatti so le Garati, tutte le notizie qui ho trovate le Garati che La trovi a Magali. fondamentale Garati ovviamente. E il viaggio com'è stato in aereo? Duro, lungo? Sì, diventa, mi sembra una ventina d'ore, 20-22 ore. Avete fatto degli scali intermedi? Sì, siamo andati a Francoforte o Montreal? Mi sembra Francoforte. E non avete paura dell'aereo? No, ci mancherebbe. Magari qualcuno Celentano ha paura dell'aereo. Vabbè, insomma. Vabbè, e allora siete arrivati quanti giorni prima? Diciamo? 40 giorni prima. Ecco, perché questo mi chiedevo, lì siamo a 2000 metri di altezza, quindi 2240. c'era il problema dell'altitudine, Sì. e quindi vi siete allenati lì in altitudine, insomma. Siamo stati là 40 giorni, cioè 30 giorni prima di cominciare le Olimpiadi, perché poi erano iniziate. Ho capito, siete stati nel villaggio, c'era un villaggio olimpico. Un villaggio olimpico con una sezione italiana. E si andava, sì, nel villaggio, la parte nostra italiana, quale poi si andava al campo di gara. E poi era Socimico, era lì nei pressi, nella periferia? No, ci saranno stati una ventina di chilometri, 15-20 chilometri. Comunque non molto lontano, insomma, sempre. Si andava con i bus dell'organizzazione e si andava. Era un bel campo di gara, era ben attrezzato. L'avevamo già provato l'anno prima. Siamo stati alle pre-olimpiche l'anno prima, l'abbiamo provato. Quindi non vi aveva accolto impreparati. No. E quindi lì in questi 30 giorni vi siete progressivamente ambientati, diciamo. Sì, siamo stati lì, sì. Avevamo già seguito una preparazione prima al lago, c'è un laghetto che è a Passo Rome, andando giù verso Fiera di Primiero, no, dall'altra parte, non Fiera di Primiero, noi eravamo alloggiati aAleveggio, non so, vabbè. E siamo stati lì circa 20 giorni, forse più. E poi una settimana a Sestriere, 10 giorni a Sestriere. Quindi avevate già prima di partire. Già il fiato, diciamo. Sì, però c'è un altro clima, è tutta una differenza enorme. Il clima influiva allora? Certamente, perché a Città del Messico, non so a quell'epoca quante persone c'erano. In altitudine qua in Italia dove si va non ci sono tutta quella gente, non ci sono macchine, non ci sono mezzi.
e lì era come trovare una metropoli, cosa posso dire, Roma, il caos di Roma adesso, Quindi, era così. esattamente. No, ma anche dal punto di vista, diciamo, di ossigeno. Appunto, per quello. Quindi anche c'era lo smog, c'era... Sì, c'era lo smog più l'altitudine. Quindi com'è stata la progressione, diciamo, il progressivo avvicinamento alla ultima gara? Qui io ho visto solo la semifinale, immagino avrete fatto il quarti finale, non so quale, come Abbiamo fatto le batterie. batterie e avete E vinto. poi no, siamo arrivati secondi, l'Olanda è arrivata prima e noi secondi. Sempre quella famosa Olanda. Sempre l'Olanda che è arrivata, era la nostra bestia nera. Batterie siete arrivati secondi, poi siete arrivati. Poi passavano i primi due, siamo entrati in semifinale. In semifinale abbiamo vinto. E qui dicono proprio che avete vinto in certezza, sembrava. In certezza, vedono loro in certezza, abbiamo sempre tirare, ma sia dentro, purtroppo la gara è gara. In ogni modo abbiamo vinto abbastanza comodamente, insomma, non abbiamo tribulato più di tanto. Poi diciamo che la finale, poi la finale. c'è stato proprio solo 2 giorni di tempo. Sì, un giorno sì, un giorno no. Sì. Venerdì e sabato, praticamente, la finale l'avete fatta giovedì. Giovedì, venerdì di recupero, ci davano un recupero venerdì perché c'erano le piccole finali, qualcosa di questo genere. Lei mi sembrava di aver letto che ha avuto anche dei problemi di Respirazione. respirazione. Avevo una bronchite. Ho preso una bronchite i giorni prima, ero in batteria dove io in gran parte stavo male, non è poi in semifinale. Era ancora all'inizio della batteria che Sì, in batteria, sì. Ok, appunto qui leggevo commenti preoccupati, diciamo, che Varano ha avuto questa bronchite, ha dovuto fare punture endovenose. No, È scritto. ma no, Cioè, ovviamente antibiotici, non no, so. no, non potevano darci antibiotici, c'era già il controllo antidoping. Ah sì? Sì. Ah, lo so. Sì. Quello è un altro Il discorso. guaio delle medicine è tutto lì, che quando si va a certe gare, a quell'epoca incominciavano a fare il controllo antidoping, perciò nessuno si fidava più darti i medicinali. Quindi lei è guarito da solo? Sì, sono cose che tu prendi, basta quando sei tirato all'osso, diciamo sei tirato realmente un attimo prenderci qualcosa. Però dobbiamo smaltirla in qualche modo. Comunque già alle semifinali era... Sì, eravamo già abbastanza, molto meglio della batteria, insomma. Mentre in batteria vedevo doppio, in semifinale era normale. E finalmente arriva quest'ultimo giorno Delle gare. delle competizioni. E la partenza avviene e poi un po' di storia, come viene dato il No, via? da noi davano il via con la bandiera. Davano all'altoparlante, parlavano in francese, davano il via in francese, adesso lo danno in inglese. Siete pronti? Andate, ciao. E allora subito che tattica avete usato? Allora? E non le tattiche, no? Ci sono poche da fare tattiche, li dobbiamo tirare, se va al massimo. Si accende la manetta quando vai in moto, accendi, tiri e vai. Avevo messo il giornale, era messo che voi avevate preparato la sera prima, Tutte bazzecole, non si prepara una gara la sera prima. La gara viene preparata in base agli avversari. Cioè noi sapevamo che questi avversari, ma era da 3 anni che li conoscevamo, partivano fortissimi, questi olandesi, e ci davano 5 secondi nei primi 1000 metri, 3 secondi ai primi 500 e 2 secondi nei secondi 500. Questo era il vecchio sistema. Poi mantenevano il distacco dai 1000 ai 1500 e nei 500 finali loro perdevano 3 secondi. Sì, rispetto a noi perdevano 3 secondi. Noi avevamo probabilmente più resistenza allo sforzo e arrivavamo sempre con quei 2 secondi e mezzo, 2 secondi, 3 secondi di ritardo da loro. Allora cosa dovevamo fare? Dovevamo sveltire quello che poteva essere il possibile nei primi 500, i primi 1000 metri. Ma questo non avviene in un giorno, avviene in anni di preparazione per poter portare questo. Non è che puoi inventarlo lì, cioè abbiamo fatto quello che avevamo provato in allenamento a casa tantissime volte, solo che nessuno sapeva, nessuno si è accorto che avevamo cambiato tipo di preparazione, tipo di partenza, tipo di... È difficile, no? Ci siamo incontrati una volta solo con loro a Amsterdam e noi avevamo una corsia ballosa che mai più... Sì, loro sono andati in finale.
E invece stavolta i ruoli si sono capovolti. Anche lì non si sono accorti che noi avevamo cambiato proprio il metodo, se ne sono accorti nemmeno in batteria, perché in batteria io stavo male. E allora, primi e secondi siamo lì, che ci frega tirare di più, non mi interessava, passavano i primi due. Se ne sono accorti a spese loro quando siamo stati in finale. In finale vuol dire che i primi 500 metri, anche se i giornali ci danno che siamo passati indietro, non è vero, perché tu guardi i filmati, il filmato di quell'epoca, e vedi che noi siamo punta a punta con tutti quelli che sono passati prima, quasi siamo passati prima noi, sono centesimi. Ai 1000 metri è successo altrettanto, sono passati loro, ma avranno avuto 1 metro di vantaggio, non ne avevano 5 secondi. Ai 1000, loro dai 1000 ai 1500 hanno dovuto forzare al massimo per guadagnarsi il tempo che sapevano che perdevano negli ultimi 500 metri. E non ci sono riusciti a passare con 2 secondi e non quei 5. E lì si sono tagliati le gambe da soli. In quel momento avete capito che... In quel momento avevamo tante possibilità, quando abbiamo deciso di partire siamo partiti e non sono passati e abbiamo vinto. Riporta qui una frase, il timoniere Cipolla ha detto di dare il serrate. Sì, il Serra sarebbe aumentare i colpi perché ormai manca poco all'arrivo per vedere di vincere queste gare. È vero questa più o meno... Ma sì, ma lui, il timoniere, è il compito suo, lui grida. Poi siamo noi se abbiamo fiato o non abbiamo fiato. Dentro. Lui ha gridato e voi... Sì, siamo andati. Avete... Bravo. E quindi lo stadio di 10.000 persone è esploso in grande applauso. Beh, già avevamo i messicani che facevano il tifo per noi, perciò più gli italiani che c'erano, più i messicani. C'erano dei... Ma normalmente non è che si capisca che il tifo è per te o per altri, si sente gridare e basta. Tu senti una gran confusione perché tu sei al massimo, perciò quello che hai nelle tue orecchie e senti solo grida, non è che senti solo urlare, non sai perché. E arrivati lì E abbiamo visto. Immagino una gioia enorme, cosa si sente in quel momento lì? Domanda banalissima. Ma... C'è chi reagisce in un modo, chi reagisce in un altro, ogni modo. Cipolla non stava nelle sue, noi eravamo già più contenuti, eravamo contenti, siamo dati la mano, se lei sì. Ma che l'emozione viene poi.